Cari amici della Tenda TV, bentrovati, finalmente il Natale è arrivato a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto sotto l'albero prende il via, ha preso il via nella giornata del 5 dicembre, la pista di ghiaccio, la pista di pattinaggio è stata letteralmente presa d'assalto dai piccoli, dai giovani, dai bambini vittoriesi. Questo speriamo che sia il preludio di un periodo natalizio veramente che si preannuncia scoppiettante e spumeggiante in centro a Vittorio Veneto. Come vedete sono qui con due ospiti, Michele Paludetti di Ascom Vittorio Veneto e Corrado Bagliana di Confartigianato Vittorio Veneto. Allora, siamo partiti col piede giusto oggi. Beh, direi che meglio di così non potevamo partire. E la giornata di San Nicolò qua a Vittorio Veneto è un evento per tutti i bambini che aspettano questo portatore di doni, e oggi avevamo deciso di lasciare libera la pista di pattinaggio per tutti i bambini, appunto per iniziare a dare un senso anche a questa festa e a tutte le festività, cioè iniziare con questa pista di pattinaggio che per Vittorio Veneto è una novità, e sperare che con questo inizio così importante e frequentato poi ci possa essere qualcosa di continuo sia per i bambini ma poi ovviamente per tutta la città e per tutti gli adulti, perché poi il villaggio sarà globale e sarà aperto da dopodomani con cose interessanti, con eventi interessanti e con fruizioni da parte di tutti gli adulti, ecco, perché è importante che quello non è solo per i bambini, che è molto importante, però sarà per tutti, ecco. Allora, diciamo che l'atmosfera natalizia c'è anche la musica in filodiffusione che ci sta tenendo compagnia da questa mattina. Come diceva Michele, dal 7 ci sarà anche il villaggio di Natale. Piazza del Popolo ospita delle casette in legno molto particolari. Sì, sono casette dove i locali di Vittorio ci offriranno le loro prelibatezze per la gioia del palato di tutti i nostri concittadini. E sarà un momento così lieto di incontro, speriamo che piaccia, che sia gradito. Noi ci abbiamo messo il cuore e l'anima assieme a tutti gli altri nostri colleghi per realizzare tutto questo. L'abbiamo fatto con la speranza che sia, diciamo, come abbiamo già detto, l'inizio di un nuovo modo di festeggiare il Natale a Vittorio. E insomma ci crediamo molto e siamo convinti che sarà un successo. Ecco, diciamo che le premesse, le buone premesse ci sono tutte. Ricordiamo, innanzitutto quali sono gli attori in campo in questa partita. Assolutamente, e sono da ricordare perché tutti ci abbiamo messo la faccia e tutti abbiamo lavorato molto per la riuscita di questo evento. C'è, come abbiamo detto, Confartigianato qua a fianco, c'è l'Ascom di Vittorio Veneto con la Città del Benestare, c'è la Proloco di Vittorio Veneto, c'è l'associazione Sulla Testa Vittorio Veneto, e c'è il numero importante di commercianti ed esercenti che hanno dato il contributo importante perché questa manifestazione potesse esserci. Ricordo anche il contributo importante della Banca Prealpi che è sempre presente nel territorio e senza di lei molto spesso non si farebbe niente, perciò tanto di cappello anche a questo. Perciò è un evento globale che la città ha apprezzato molto perché è di tutti ed è per tutti, e tutti hanno contribuito, anche con i famosi maialini che sono stati riempiti in maniera importante in tantissimi negozi e con i quali copriremo un po' di spesucce che poi andranno man mano ancora ad aumentare. Perché... Lo ricordiamo, c'è stata una raccolta fonti quasi spontanea, tanti piccoli salvadanai sono stati messi negli esercizi commerciali del centro, ma non solo, di tutta la città, e sono stati riempiti, anche qualche centesimo ha contribuito a far sì che quest'anno il Natale a Vittorio Veneto sia un Natale importante. Siamo ospiti in Piazza del Popolo, c'è anche l'amministrazione comunale che ha fatto la sua parte. Assolutamente, dobbiamo ringraziarla perché senza l'assessore Napoli in primis e poi tutta l'amministrazione che ci hanno sostenuto e hanno contribuito in modo attivo e fattivo mettendo mano in modo importante e significativo al portafoglio, e quindi grazie a loro siamo riusciti a realizzare tutto questo, e soprattutto poi grazie anche alla facilitazione che ci hanno dato nella gestione, nel dare le risposte alle nostre esigenze. Diciamo che insomma questa volta veramente
ci siamo messi ci siamo rimboccati tutte le maniche, ci siamo dati tutti da fare, ci siamo messi tutti in moto e tutte queste associazioni, la banca, appunto come diceva prima Michele, è stata fondamentale, come sempre è presente e ci dà sostegno per tutte le iniziative che vengono svolte. Insomma, forse questa volta riusciamo a dimostrare ai vittoriesi quanto amano la loro città, che spesso invece c'è questo atteggiamento un po'... Si fa fatica. Sì, si fa fatica, c'è un po' questo atteggiamento un po' negativo, un po' pessimista, invece non è vero, se si riesce a lanciare qualche buona proposta, abbiamo visto, stiamo constatando con estremo piacere che c'è molti dei nostri concittadini ci hanno sostenuto e ci stanno anche sostenendo moralmente, come si dice, dandoci tutti i giorni dei segnali positivi di sostegno. Quindi, allora, noi attendiamo tutti i vittoriesi indistintamente, nei prossimi giorni fate un giro in centro a Vittorio Veneto, venite alle casette, portate i bambini, ma non solo, anche gli adulti possono ovviamente pattinare nella pista di pattinaggio di Piazza del Popolo. Il colpo d'occhio è un bel colpo d'occhio insolito, Piazza del Popolo non ha mai ospitato una pista di ghiaccio. L'invito in chiusura qual è? L'invito intanto è per il 7 di dicembre, sarà l'apertura, speriamo, globale anche delle casette della Movida, ci sarà un concerto della Locanda de Bardi alle 8 di sera e sarà l'inizio scoppiettante di un mese che sarà importante per Vittorio Veneto, perciò invito tutta la gente di Vittorio e anche da fuori, perché no, soprattutto da fuori, di venire a Vittorio Veneto, godersi la città, bersi qualcosa, pattinare e essere positivi sempre. Godere dello spirito del Natale. Sulla pagina Facebook di Vittorio Veneto Sotto l'Albero c'è tutto il programma, perché il programma è molto elaborato, nelle domeniche, nei sabati c'è veramente di tutto, ci sono spettacoli, c'è musica, ci sono tante cose, ma non vi svegliamo troppo. Questo era solo il primo di una serie di appuntamenti che la Tenda TV dedicherà a questa iniziativa, perché vogliamo portare nelle vostre case lo spirito del Natale, così come lo spirito del Natale, appunto abbiamo detto, è qui in Piazza del Popolo, è qui in centro, ma possiamo dire è in tutta la città di Vittorio Veneto. Grazie a Bagliana, grazie a Paludetti, ci vediamo alla prossima puntata e voi mi raccomando venite qui in centro a Vittorio Veneto a godere di Vittorio Veneto Sotto l'Albero.